Oltre 60 anni, fornitore per sacre funzioni, ordinazioni religiose, arredo dei luoghi di culto, casule, piviali, dalmatiche, stole, confezionati a mano nel proprio laboratorio artigiano, ampolle, calici, incensieri, oggettistica da regalo, presepi, crocifissi, abiti per comunioni, aperto dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi cronaca da seguire insieme con le notizie che sono arrivate in redazione in queste ore, soprattutto come ogni giorno il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Marisa Sottovia. Marisa, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutte, grazie. Ormai un volto noto anche all'interno di questo telegiornale. Sì, un graditissimo ritorno. Marisa è portavoce del Comitato Spontaneo per la Salvaguardia del Territorio di Vigo d'Arzere. Ti abbiamo conosciuta anche in altre vesti e ti ritroveremo la prossima settimana a parlare di cose legate invece alle pensioni. Oggi non più serie, diciamo diverse, magari nei confronti delle quali i telespettatori sono più attenti, però anche la cultura, anche la storia deve essere coltivata assolutamente, ed è di questo che noi vogliamo parlare oggi attraverso il Comitato, perché è partito il nuovo corso di storia veneta, di storia e cultura, direi legata al territorio veneto. Partita quando, Marisa? Sabato scorso a Vigo d'Arzere, presso il centro parrocchiale. Appena partiti, non ti chiedo altro perché teniamo tutti i particolari per la parte conclusiva di questo telegiornale. Ci sono tantissime cose anche molto curiose che caratterizzano questo corso, quindi seguiteci fino alla fine perché gli spunti di interesse sono davvero molti. Tolgo la parola intanto a Marisa Sottovia, vado avanti con le altre notizie di cronaca. Partiamo purtroppo con la notizia di una nuova morte sul lavoro. Un operaio di 41 anni di Conegliano, in provincia di Treviso, è morto precipitando da un'altezza di circa 10 metri alla Casa Grande di Fontana Fredda nel Pordenonese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12. Da quanto si è appreso, l'uomo, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando alcune manutenzioni, si trovava sul tetto quando è caduto, nonostante indossasse le imbragature, morendo sul colpo. Inutile quindi l'arrivo dell'elisoccorso da Udine. I carabinieri della stazione locale e i funzionari dell'azienda sanitaria che si occupano di sicurezza sul lavoro hanno avviato le indagini del caso. La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Belluno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e hanno notificato 3 provvedimenti di obbligo di dimora nell'ambito di un'inchiesta sulle truffe. Al centro degli indagini i titolari di una ditta bellunese di mobili, la CF Group SRL. I finanzieri di Belluno e i Carabinieri di Ponte nelle Alpi avrebbero accertato che l'organizzazione, utilizzando i dati personali di una trentina di persone, dati carpiti illecitamente, avrebbero richiesto ad un intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo numerosi finanziamenti fittiziamente destinati all'acquisto di mobili. Secondo gli investigatori, l'istituto, all'insaputa delle persone coinvolte, avrebbe istruito pratiche di finanziamento erogando prestiti che sarebbero poi finiti sul conto della CF Group. L'istituto finanziario infine chiedeva la restituzione rateale alle vittime della truffa, che oltre ad essere tempestate da richieste di pagamento delle rate di un finanziamento mai chiesto, si sono anche trovate iscritte nelle liste degli insolventi, vedendosi così negare mutui e finanziamenti personali. Vasta operazione dei carabinieri contro la criminalità nel Veneto. 35 persone sono state arrestate, altre 82 sono state segnalate all'autorità giudiziaria per diversi reati. Complessivamente sono state controllate 2.391 persone, 1.506 veicoli e 275 esercizi pubblici, 81 le contravvenzioni elevate per violazioni del codice della strada, 17 le patenti di guida ritirate. L'operazione ha visto impegnati circa 500 militari secondo uno schema pianificato dal Comando Legione Veneto, che hanno anche setacciato centri abitati e zone rurali. Negli interventi sono stati coinvolti i carabinieri dei comandi delle 7 province venete, con il supporto dei colleghi dei reparti speciali, delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, e anche con l'aiuto degli artificieri. Controllati anche numerosi casolari abbandonati e aree dismesse, mentre le strade principali sono state presidiate con posti di blocco.
I Carabinieri di Venezia stanno invece portando a termine in queste ore un'indagine coordinata dalla DDA della città lagunare a contrasto della penetrazione nel veneziano di persone ritenute vicine ad organizzazioni di stampo camorristico. I militari dell'Arma hanno individuato una struttura che attraverso estorsioni e danni di venditori ambulanti del litorale veneziano avrebbero avuto come finalità il controllo delle varie attività legate proprio al commercio ambulante. Secondo quanto emerso dalle indagini, le persone coinvolte nell'organizzazione avrebbero cercato di realizzare un vero e proprio racket ai danni di venditori ambulanti in regola che operavano l'estate scorsa in varie località turistiche veneziane. In particolare sarebbero state messe in atto vere e proprie aggressioni con minacce ai danni di ambulanti a cui erano stati chiesti 50.000 euro per poter continuare le loro attività. Il Parco Scientifico Galileo ha ospitato la premiazione del concorso promosso dai giovani imprenditori di Confindustria Padova e del Collegio Don Mazza con Camera di Commercio ed ESU. Il primo premio è andato all'azienda F-Service di Saccolongo e alle due studentesse Carlotta Buso ed Emma Beccaro. A seguire per noi la premiazione c'era Luisa Bertini. Vediamo. Intanto sarebbe bellissimo perché veramente noi ci abbiamo messo l'animo in questo progetto e quindi anche soltanto che ci riconoscessero il fatto che anche non avendo le conoscenze siamo arrivate sarebbe bellissimo. Ci ha risposto così, prima ancora di sapere che a vincere insieme ad Emma Beccaro sarebbe stata lei. È stato il loro progetto, elaborato grazie all'azienda tutor AF Service di Saccolongo, ad avere la meglio su 7 progetti presentati per questa edizione di Mi Imprendo. 23 i ragazzi che hanno partecipato e 10 le aziende tutor che li hanno seguiti. Ma che cos'è Mi Imprendo? L'iniziativa che i giovani imprenditori di Confindustria Padova hanno rivolto a laureati e laureandi in collaborazione con il Collegio Universitario Don Nicola Mazza con l'obiettivo di creare un ponte tra studenti e imprese che hanno tirato fuori dal cassetto progetti non ancora realizzati. Ed è volta a sviluppare le idee che i giovani imprenditori hanno lasciato nel cassetto e che per motivi di costi o impossibilità di tempo non hanno potuto sviluppare. Dopo 6 mesi di corsi su marketing, visite in azienda e il confronto costante con gli imprenditori tutor, ad aggiudicarsi 3.000 euro in palio per la competizione tra i 7 team universitari è stato il laboratorio per misurare le prestazioni termiche dei pannelli radianti per la climatizzazione. Si tratta di un laboratorio unico in Italia per testare la resa termica dei pannelli utilizzati per il riscaldamento e raffrescamento a soffitto o a parete di case, uffici e ospedali. Poi ci sono 2 menzioni speciali che vanno uno al gruppo ICAT per quanto riguarda la innovatività della proposta e per il valore della creatività e un altro che è invece la premiazione per quanto riguarda la multidisciplinarietà del team che va invece a Cucina F4 che è un team composto da multidisciplinarità da studenti universitari di varia estrazione. Ancora un paio di notizie, una 60ina di persone con in testa i sindaci di Mogliano e di Quarto d'Altino hanno manifestato a Venezia davanti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, contro gli inceneritori. La manifestazione è stata organizzata dai comitati delle province di Venezia e Treviso per sostenere l'apposita commissione trasversale che si è costituita in Consiglio regionale a sostegno dell'emendamento blocca inceneritori. Si tratta di strutture completamente inutili, così le ha bollate il sindaco di Mogliano Veneto Giovanni Azzolini. Una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale verrà rimossa sabato 30 gennaio a Cavanella d'Adige, nel comune di Chioggia, dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori. Saranno evacuati circa 700 cittadini dei comuni di Chioggia, Rosolina e Loreo e numerose abitazioni civili. Si tratta di una bomba d'aereo americana ancora attiva di circa mezza tonnellata, rinvenuta a 3 metri sottoterra. L'intervento di rimozione era stato programmato per il 19 dicembre scorso, ma è stato rinviato a causa del maltempo. Le operazioni di messa in sicurezza del territorio saranno coordinate dalla Prefettura di Venezia e di Rovigo e inizieranno alle 8. L'operazione dovrebbe durare circa 2 ore e mezza. E siamo arrivati a questo punto al momento della chiacchierata con la nostra ospite che torno a presentarvi. Si tratta di Marisa Sottovia, portavoce del Comitato Spontaneo per la salvaguardia del territorio di Vigo d'Arzere. Sei venuta qui da noi, Marisa, perché è appena partito il nuovo corso di storia veneta e anche di cultura. Io sottolineo anche questo aspetto perché è una storia estremamente articolata quella che proponete in questi incontri. Il primo incontro il 23 gennaio, quindi pochissimi giorni fa,
città, vogliamo dire dove? Sì, ecco, siamo a Vigo d'Arzere presso il centro parrocchiale e siamo in collaborazione con l'associazione Noi del centro parrocchiale, sostenuti da Don Luigi, che ringraziamo appunto per questo suo sostegno, e appunto abbiamo iniziato il quinto ciclo di incontri di storia veneta. Ormai siete stati adottati dal centro parrocchiale in qualche modo, c'è una fortissima collaborazione. Siamo di casa. Ecco. Come dicevi Paola, abbiamo iniziato proprio settimana scorsa con il professor Bortolami, una voce veramente straordinaria, persona straordinaria, certo. Veramente, e il pienone ovviamente. Ha parlato della signoria dei Carraresi. Inoltre c'è stata l'occasione per presentare un bellissimo libro di cui lui è coautore, ed è La storia di Padova. E continua il nostro ciclo, si compone di 9 incontri, e sabato prossimo parleremo di Pasque Veronesi. E ci sarà una relatrice molto particolare, proprio Marisa Sottovia, che si dedica a questo tema. È il mio argomento, ecco, quindi anche qui sarà un incontro interessante, e poi successivamente parleremo di quello che è l'anniversario, diciamo, importantissimo, di quest'anno, 500 anni dalla morte del grande Giorgione, e quindi ecco anche questa immagine che è la più importante del nostro volantino, e si riferisce alla pala di Castelfranco Veneto. Infatti. E c'è nel Duomo, restaurata da qualche anno, da vedere proprio. Da vedere, e con il comitato si va a vederla, certo, anche perché è una visita programmata nelle attività di quest'anno. Esatto, proprio così. Facciamo la visita alla mostra, che si è aperta una mostra proprio in onore a Giorgione, e poi il Duomo contiene questa bellissima pala, che appunto siamo lì vicino, e andiamo a vedere anche la pala. Certo. Quindi ecco, sono opere proprio da non perdere, Ecco, quindi ci sarà anche questo sabato dedicato al Giorgione, alla vita, alle opere, alla pittura. Il 6 febbraio. Ricordiamo tra l'altro l'orario in cui cominciano questi incontri. Bene. Alle 16 pomeriggio, sono aperti a tutti, gratuiti ovviamente, ecco, quindi partecipate, venite. Insomma, ecco, hai fatto bene a sottolineare che sono aperti a tutti, perché la passione per la storia e per la cultura non ha età. Quindi non sono incontri che necessariamente devono rivolgersi a un pubblico di persone che non hanno niente da fare, e quindi per passare il tempo vanno a seguire questo ciclo, ma chiunque abbia un minimo di interesse nei confronti della storia e della conoscenza del nostro passato può avere una grande occasione di approfondimento attraverso questi incontri. Ci sono persone che si appassionano in questi anni, abbiamo dei fedelissimi dal primo anno, che ripeto 5 anni fa, e non mollano questi corsi, anzi li sollecitano. Altro aspetto secondo me da sottolineare è che non si tratta di incontri scolastici, quindi con la storia in senso stretto fatta di date e di avvenimenti. Ci sono anche degli incontri estremamente curiosi, estremamente particolari, che meritano di essere seguiti. Per esempio il trionfo delle dogaresse, che è l'ultimo degli incontri in programma. Un argomento un po' strano, dirà qualcuno. Uno si domanderà chi sono le dogaresse, ecco, o cosa sono le dogaresse. Sono esistite, non lo so, ne abbiamo avute 62, non poche, con 120 dogi, quindi queste feste lady dell'epoca, perché parliamo di personaggi di secoli fa, ecco, andiamo a vedere come si comportavano, come si vestivano, se erano fedeli all'incarico che aveva avuto il marito, ecco, se non facevano qualche pazzia come succede adesso, insomma, ecco, erano persone molto corrette, molto fedeli al ruolo del marito, e che dovevano avere un certo comportamento, e poi avevano il fascino delle dogaresse col vestito, con l'abbigliamento, eccetera. Quindi sono personaggi anche loro che vanno appunto scoprire, bene scoprire, perché sono stati importanti, come tutti i grandi uomini dicono che dietro c'è una grande donna, penso queste probabilmente lo erano. C'è un altro incontro che mi interessa sottolineare, sabato 6 marzo, c'è un incontro sul sistema delle bonifiche della Serenissima nell'entroterra veneto. Direi che come tema è molto interessante, anche molto d'attualità, perché noi stiamo vivendo in un periodo in cui i dissesti idrogeologici sono all'ordine del giorno, quindi diventa molto interessante sapere come in una storia lontana, comunque per esempio la città di Venezia
non era soggetta a non finisse mai sott'acqua. Infatti erano in ingegneria idraulica, proprio una scuola che è nata a Venezia, e quindi ha studiato questo sistema idrogeologico che era importantissimo, e soprattutto ha operato dei tagli e delle deviazioni di fiume. Pensiamo a Taglio del Po nel 1604, che ha spostato questi percorsi dei fiumi verso sud in modo tale da non allagare la laguna, perché se appunto la laguna c'era l'interramento o l'allagamento, la laguna finiva, certo, e quindi moriva anche Venezia. Certo. Ecco, questo è stata un po' la logica, il filo conduttore di questa grande opera di ingegneria idraulica, che appunto il relatore, che è l'avvocato Ivone Cacciavillani, certo, sarà molto così, ecco, sarà un piacere sentire, perché è una persona che indubbiamente, infatti, altra voce assolutamente da non perdere. Esatto. E poi altri argomenti, i Longobardi, il 20 febbraio, anche questo è un argomento interessantissimo, l'origine, la storia, la cultura, l'arte e tradizione di questo popolo, che qui è stato quasi 200 anni nel nostro territorio, quindi insomma una presenza che significativa, solida, direi, significativa, ecco. e poi Zelino III, che non si poteva dimenticare, morto nel 1259, quindi c'è un anniversario anche per lui, 700 anni, e quindi ce ne parlerà ancora qui il professor Sante Bortolami. Quindi un'altra occasione per chi avesse perso l'opportunità di ascoltarlo nel primo incontro di questo corso, quinto corso di storia veneta. Il 27 febbraio torna a parlare il professor Sante Bortolami, ma direi che tutti i relatori sono assolutamente da non perdere. Marisa, vedo che ormai abbiamo pochissimi secondi ancora. Ricordiamo di nuovo quando si tengono gli incontri, a che ora e dove, perché magari qualcuno ha prestato attenzione dopo che abbiamo dato queste prime informazioni di base. Sabato pomeriggio, ore 16, presso il centro parrocchiale di Vigo d'Arzere, che è proprio vicinissimo alla chiesa, quindi impossibile non trovare. Vigo d'Arzere, siamo in provincia di Padova, per chi non conoscesse questo centro, però è facilmente raggiungibile, direi, sia con i mezzi pubblici, sia anche se si arriva fuori Padova attraverso le uscite autostradali, perché con il sistema delle tangenziali a Vigo d'Arzere si arriva molto molto velocemente. Io intanto ringrazio Marisa Sottovia per questo viaggio attraverso la storia velocissimo. Grazie per il sostegno, grazie a te. Insomma, è un'iniziativa di qualità, quindi si sostiene da sola, io credo, non ha certamente bisogno di noi. Marisa, noi ti ritroviamo allora la prossima settimana, cambi veste, cambi modalità, e parleremo di previdenza, di pensioni, validi civili. Anche questo un argomento importante da seguire. Grazie allora ancora Marisa Sottovia. Grazie a te Paola. Per quanto riguarda l'informazione invece noi ci ritroviamo alle 16:30 con l'edizione flash del telegiornale. Vi ricordo che questa edizione del telegiornale può essere rivista su YouTube. Ci vediamo più tardi.